Allora, questo testo di Goldoni fa parte di un percorso che sto facendo in questi ultimi anni sulla lingua italiana, una sorta di corpo a corpo. Mi mancava questo autore che naturalmente amavo moltissimo, ma che pensavo per me fosse molto complicato da mettere in scena. Avevo fatto tanti anni fa, con le musiche di Ezio Bosso, tra l'altro che lavorava con me all'epoca, uno spettacolo che si chiama Corallina, ovvero gli infortuni della virtù, che era tratto dal Genio buono e dal Genio cattivo di Goldoni. Era curioso, con un gruppo di attori molto bravi, tra cui Arlecchino lo faceva Nicola Rignanese, che è quello che fa il socio di Albanese nei suoi sketch e anche nei film e in televisione. E quindi insomma, mi era avvicinato tanti anni fa, ma diciamo, da regista maturo non c'ero mai arrivato. Invece attraverso questo lavoro che sto facendo sulla lingua italiana, su come possa suonare, no? Su come, e soprattutto io lavoro sulla lingua in versi, perché è la cosa che preferisco di più. Ho fatto Pasolini, Testori, Primo Levi, che tra l'altro ha come base nel suo grande romanzo Se questo è un uomo, Dante come struttura, no? Quindi anche la struttura poi della parola diventa quasi poetica. Questo accade quando si dice ad alta voce, ovviamente, che sulla carta è molto complicato capirlo. E Goldoni, diciamo, questo Gemelli Veneziani ha messo insieme una serie di cose. Insomma, da una parte è uno spettacolo che si può fare solo se hai degli attori precisi, e quindi diciamo, io avevo in mente questa coppia Nigrelli-Foschi da un po', e questa poteva essere l'occasione giusta per metterli alla prova. E dall'altra, insomma, avere il coraggio di farlo, e questo mi è arrivato, diciamo, recentemente, non un paio d'anni fa, 2 o 3 anni fa, quando per la prima volta ho letto i memoir di Goldoni nella trasposizione che Strehler ne ha fatto per la televisione. Rimasi colpitissimo da questa, perché insomma, secondo me i grandi uomini di teatro sono quelli, anche gli scrittori sono quelli che sono stati in scena, no? Sono uomini di scena, non solo uomini di libro, no? Insomma, Goldoni mi pareva più un uomo di libro, e invece, diciamo, attraverso questa lente che è la persona di Strehler stessa, ho capito che, insomma, Goldoni invece era, oltre che, insomma, un attento ascoltatore della propria contemporaneità, era anche un uomo di scena, cioè lui stesso metteva in scena le sue cose, e allora così poi, insomma, è successo come si fa di solito. Poi sono andato a leggermi l'originale dei memoir, e lì, insomma, anche se Goldoni è molto reticente, viene fuori questo ritratto di uomo che, diciamo, è stato felice fin quando ha lavorato in teatro, o quando lavorava in teatro, o quando era a contatto con gli attori. Quello era il suo mondo. Poi aveva questa vita parallela con la moglie, aveva questa professione che ha fatto per un po', questi viaggi assurdi per l'Italia, queste imprese che a noi oggi sembrano incredibili, e nei memoir poi ho trovato tantissime cose che poi ritrovo nelle commedie, in particolare anche nei Gemelli, tanti spunti, diciamo, di riflessione e accadimenti, no? Per cui improvvisamente questo Gemelli, che sembra, o anche altre opere, che sembrano un pochino campate così in aria, no? Un po' favolistiche certamente in alcuni contesti, scoprendo, diciamo, l'autore, scoprendo in qualche modo la verità di alcune cose che gli sono accadute, che corrispondono molto spesso a quello che si vede anche in scena, mi ha fatto virare, cambiare prospettiva su di lui. E poi, studiando un po', insomma, anche la vita degli attori, che è una cosa che mi interessa molto, ho capito che lui scriveva appunto addosso a questa compagnia di attori, che erano personaggi non come ce li immaginiamo noi oggi, ma ad esempio, l'esempio classico che si fa sempre è Lelio. Quello che faceva Lelio in questa commedia aveva ucciso una persona, un po' come Caravaggio, no? Quindi sono diciamo, delle vite complicate, delle vite. Quella che faceva la locandiera è scappata con un nobile anni prima, no? Poi è tornata, e Goldoni ha scritto La donna di Garbo e anche la locandiera, e il marito cornificato, diciamo, faceva Brighella, e nella locandiera faceva Fabrizio, quindi
diciamo, era anche crudo per un certo verso, diciamo, questo modo di Goldoni. Quindi quando dice il mondo è la mia, no? È la mia scuola, ma come succede ai grandi autori, non è una cosa buttata così, campata in aria, ma è il mondo e quindi l'umanità, che è la cosa che poi mi interessa di più. Quindi con gli attori il lavoro che ho cercato di fare è doppio, diciamo, da una parte la letteralità del testo, che comunque abbiamo rismontato, ricreato, eccetera, eccetera, ma diciamo i personaggi, in particolare i gemelli, ma anche gli altri che sembrano più distanti, come quello di Beatrice, dicevo a tutti di andare fino in fondo alle parole che si dicono, perché lì è il segreto di questo testo, e lì è il segreto dell'umanità di questi personaggi, e fatti esplodere così fino in fondo questi personaggi, devo dire che deflagrano e danno vita appunto a delle vere e proprie umanità. Ci vuole come si può dire, un abbandono completo, una mancanza di giudizio dall'esterno verso questi personaggi, che possono sembrare a volte anche ridicoli, e invece, diciamo, l'adesione totale, con una grande forza anche formale, perché ad esempio a Marco Foschi ho chiesto di fare Tonino con una grande forza formale. Le prime volte mi guardava un po' come un pazzo, come se fossi pazzo, dicevo che secondo me le parti di Tonino andava letta come se fossero dei versi, no? Perché sentivo dentro questa lingua veneziana di Goldoni un andamento quasi appunto poematico, non prosastico, e devo dire che questa struttura così da canto fermo che c'è in Tonino sta venendo fuori molto bene e gli rende l'umanità, cioè quel tipo di lavoro, molto spesso passando da vie che sembrano artificiali come questa, ma in realtà non lo sono, perché la nostra esperienza è proprio umana, cioè i grandi poemi sono appunto, come dicevamo prima, corpi, oggetti che sulla carta a volte non riusciamo a decifrare, che invece quando poi li mettiamo dentro un corpo e con le parole improvvisamente esplodono e comunicano con tutta la loro forza, la loro violenza. Dalla parte drammaturgica con Angela De Mattei abbiamo fatto questo lavoro, sostanzialmente abbiamo mantenuto intatto il veneziano, abbiamo tolto pochissime parole che erano incomprensibili anche ai nostri attori veneti, per cui insomma secondo me l'esigenza della comunicazione è massima, cioè anche dette alta voce quelle parole veramente non riuscivano a raggiungerci e anzi magari ci ostacolavano, ma sono veramente 2 o 3 esempi non rilevanti, diciamo. D'altra parte in questi ce n'era uno importantissimo, perché a un certo punto Brighella dice che Zanetto è un ciocco di legno tagliato con l'accetta, no? Il dialetto è detto in un modo differente, ma se non si capiva quella cosa si perdeva questa cosa che poi ci arriva per noi sentimentalmente fino a Pinocchio, no? Che era molto, molto importante. E invece sull'italiano abbiamo fatto un lavoro anche coordinandoci con Pier Mario Vescovo con le ultime ricerche, cercando di rendere meno edulcorata la lingua, perché appunto quello che noi abbiamo a stampa, in questi giorni sta uscendo anche l'edizione critica dei Due Gemelli, non è, credo, quello che andasse in scena, quasi sicuramente. E credo che sicuramente qualcosa, insomma, si capisce che anche da come scrive Goldoni nei suoi memoir, cioè questo nascondimento, no, delle cose più forti, e comunque non abbiamo fatto un'operazione, diciamo, dirompente, ma abbiamo preso direttamente da altre opere di Goldoni certi frammenti di frasi, certe parole che secondo me andavano meglio per dire quello che dicevano i personaggi, mantenendoci sempre nell'ambito del significato. Non abbiamo mai modificato bruscamente il senso e il significato. Le uniche aggiunte rilevanti sono sicuramente quelle che riguardano Pulcinella, che era più un'intuizione visiva. Appunto, io dopo aver letto Divertimento per i ragazzi di Agamben sono rimasto stordito da questo libro, da come lui in questo libro descrive diciamo, queste carte dei Tiepolo e gli affreschi anche legati ai Pulcinella. E improvvisamente questo Pulcinella mi è entrato violentemente nel mio immaginario legato ai gemelli e non se n'è più andato, che è un po' il legame appunto tra la vita e la morte, tra un mondo della commedia e dell'arte che ancora oggi vive, perché
bisogna dire che la tradizione poi napoletana arriva ancora a noi, no? In qualche modo, ma anche nel fatto che anche per Agamben la Pulcinella è una maschera infera, che è un po' legata sia alla tragedia che alla commedia, no? Quindi lega questo doppio aspetto che è molto interessante, che c'è anche nelle maschere, diciamo, anche quelle di Arlecchino, sono maschere demoniache forse all'origine, no? Però in Pulcinella è molto evidente, insomma, allora lì quella riflessione mi è stata molto utile, anche perché in questa che è una commedia, curiosamente e direi anche sinistramente, Goldoni inserisce delle morti. La ragazza che appunto è cresciuta dal dottore è salva da questo grande sterminio accaduto, no, a sua madre e altri componenti di una carrozza che andava verso Bergamo. Zanetto, il fratello, diciamo, sciocco, viene ucciso con un veleno e Pancrazio, quello che l'ha avvelenato, si ammazza a sua volta. Quindi insomma ha un bel dire Goldoni che fa ridere la morte, ma appunto prima e questo mi ha ricordato anche, per questo poi ho molto insistito per farlo, I Gemelli, che ha molto a che fare con la nostra epoca, c'è questa cosa della morte accanto, che secondo me a cui bisogna reagire con una grande energia, con una grande forza vitale.